E questi sono i Proto Martyr Relatives in Descent, il loro disco è uscito in tal 2017, un disco nevore e biel, un gruppo che all'evoca con queste atmosfere emozionali, studiati ad arte, un'atmosfera post-punk. In particolare questo tocco che piace il disco si intitola A Private Understanding e hai una sintesi dalle Americhe trampiane, con une andature che riguarda un pericolo imminente e anche das invettivi, anche tante criptiche verso il presidente, che a lei che una volta si chiamava un Masters of War, no? Vedute c'è che sta dischiadenante attorno per il monte, a quelle sue ultime dichiarazioni scelte, basta pensare a Gerusalemme o alle lotte, alle battaglie, per Cumò per fortuna nome verbale, ma a onde demenziale, anche lì fra lui e Kim Jong-un. Allora, Fevelin proprio di guerre, perché in Friul tutti sapete che è stato le grandi guerre, il Friuli è stato il centro di una delle grandi guerre mondiali, fra l'altro questo gruppo che si chiama Proto Martyr riguarda un po' tutte le retoriche dai martyrs dalle prime guerre mondiali. E Fevelin di una manifestazione, di una mostra che si sta passerà per cassiare queste settimane ai 7 di gennaio, la mostra è intitolata L'offensiva di carta, la grande guerra illustrata dalla collezione Luxardo al fumetto contemporaneo. Lì dal Castiel di Udin, dal Salone del Parlamento, una mostra che ha avuto un successo significativo di visitatori, ma anche di critiche, perché è una mostra che finalmente acchiappa le memorie dalle prime guerre mondiali sedi da un punto di vista particolare, quelle di queste collezioni di queste miedi di San Daniel che si chiamava Luxardo e che aveva raccolto tutta una scheda di pubblicazioni e dopo vi si donati al comune di Udine che sono le parti fondamentali di queste mostre, ma anche un po' per il taglio redazionale dalle mostre che va ben al di là una volta tante dalle solite retoriche che purtroppo è tornata a saltafur in più di un'occasione in tali varie manifestazioni che sono state per ricordare le grandi guerre. Capì l'occasione appunto dalle serate di mostre e di presentazioni dal catalogo che sarà ai 15 gennaio lì dai musei civics di Udine alle 6 di sera per favolare con dai curatori Luca Giuliani che l'ha curato queste mostre insieme a Anna Villari e a Giovanna Durì. Luca è venuta a Chiatano. Smandui Luca, ben chiatate. Mandi Paolo, grazie per l'invito. Allora, una mostra di che ha deciso di affrontare il tema delle guerre, l'anniversario, l'innovare delle guerre con un taglio un po' particolare, soprattutto a partire dal materiale esponuto, che è un materiale, credo che sia delle prime volte mettuto al centro di una mostra per contare c'è che è stata delle prime guerre mondiali. Sì, il fondo Luxardo, andando avanti con le ricerche, ci siamo accorti che effettivamente è un fondo unico, probabilmente in Europa. L'ha tradotta, ad esempio, che è uno dei giornali di trincea più noti e più diffusi. Se uno va su eBay può trovare i fascicoli a 40 euro. Però in Italia, che io sappia, la collezione completa, e non è vasta, sono 28 numeri, la si può trovare solo in tre posti, a Roma, a Firenze, alla Biblioteca Nazionale e a Udine. Il fatto è che a Udine ci sono complete anche tutte le altre riviste, cosa che non è dalle altre parti, e quindi senza contare tutto il materiale austriaco, tedesco, francese, sono 35 paesi nel mondo di cui Luxardo ha raccolto i giornali e gli stampati sulla Prima Guerra Mondiale. Abbiamo 2 riviste cilene, ad esempio, sono 19 lingue diverse, compreso il cirillico, l'arabo, è un fondo davvero, davvero importante.
E sono giornali, cartolini, manifesti, illustrazioni, tantissimi robis, ma quali sono le differenze fra, ad esempio, il materiale prodotto in Italia, di cui il Fondo Luxardo in pratica andare a quel DUT, e che il prodotto, non so, dall'impero, ad esempio, anche dal punto di vista dal taglio redazionale di questi materiali? Sono principalmente riviste di trincea o comunque pubblicazioni relative alla Grande Guerra, pubblicate in tempo di guerra o appena dopo, quando ci fu quel grande momento di commemorazione, di ricordo che ha interessato tutti i paesi. Le differenze fra di qua e di là del fronte sono significative. Si può riassumere con un dato semplice e immediato. Se l'Italia aveva un fronte, un paese e una lingua, gli imperi centrali avevano 3-4 fronti, diverse nazionalità e molte lingue. Allora, gli italiani hanno avuto buon gioco, visto anche l'alto grado di analfabetismo in trincea, intorno al 40%, a giocare, a inventarsi l'illustrazione, ad approfondirla. Gli illustratori che troviamo sulle riviste, che sono bellissime, ci sono delle illustrazioni che sembrano fatte ieri per la loro modernità, sono gli stessi che poi negli anni 20 e 30 saranno i protagonisti della moda, dell'illustrazione, della pubblicità. Mentre gli imperi centrali avevano il tratto di modernità della loro propaganda era la capillarità. Loro appunto erano in Palestina, la prima guerra mondiale si è combattuta anche lì, e loro diffondevano la stessa notizia per ciascun gruppo sociale, per ciascuna lingua. Quindi fondamentalmente lo stesso messaggio veniva pubblicato su una quarantina di riviste diverse. Ce n'è una per i tedeschi in terra di Finlandia, giusto per darti un'idea. È un fenomeno, un lavoro significativo, queste discese in campo dai intellettuali, è un fenomeno che si è particolarmente, è stato particolarmente evidente in te prime guerre mondiali, intellettuali che hanno sburtato, che si sono arruolati, oppure che hanno contribuito in maniere pratiche a queste pubblicazioni. Ma queste pubblicazioni nascono in un momento anche particolare, sono una strategie militari, anche loro. Diciamo non partecipino intellettuali a questi, a mettere ad un queste pubblicazioni. Beh, si parte dal presupposto che Caporetto fondamentalmente non è un problema tattico, strategico. Sicuramente ci sono i territori occupati e sicuramente la guerra si trasforma da offensiva a difensiva sulla linea del Piave. Quello che si intravede e anche gli osservatori internazionali vedono è il passo molto breve che ci potrebbe essere tra la cosiddetta rivolta, ammutinamento così presupposto delle truppe sulla disfatta di Caporetto e una vera e propria rivolta sociale. Non dimentichiamo che i giorni di Caporetto sono gli stessi della rivoluzione d'ottobre. Gli ideali rivoluzionari comunisti erano molto diffusi e la preoccupazione è che questa disfatta militare possa trasformarsi in una rivolta sociale. Cosa succede? Viene cambiato il comandante in capo, Cadorna viene sostituito da Diaz, cambia il governo, Boselli lascia il posto a Vittorio Emanuele Orlando e si inizia a prendere consapevolezza del fatto che queste truppe devono essere rimotivate, devono essere curate e devono essere, come dire, motivate appunto nuovamente al combattimento, agli obiettivi della guerra. E nasce questo grande progetto di propaganda, è la nascita proprio della propaganda moderna, per cui gli intellettuali che erano stati fondamentali nel 14 e nel 15 per l'intervento vengono richiamati dal servizio P, vengono arruolati in questo servizio P.
servizio P per propaganda o psicologia, era talmente segreto che ancora oggi non sappiamo per cosa stia Una la, roba la P. inquietante che va a finire dopo fino alla P2, Beh, questo insomma, il adesso... fattore P propaganda nasce lì, insomma, no? Insomma, ci sono dei fili che forse non sono così diretti, ma il confine qui, prima con l'Austro-Ungheria e poi con la Jugoslavia, sicuramente ha favorito. Teniamo conto che, ad esempio, gli arditi che erano sul Piave, poi sono quelli che vanno con D'Annunzio a Fiume e sono poi quelli che diventano i gruppi d'élite dell'esercito fascista e così via. Insomma, c'è una tradizione che prosegue. Questi intellettuali in questo momento devono innanzitutto raccogliere informazioni su quale sia il malcontento e da dove venga. Non era così difficile da immaginare, ma bisognava essere precisi, per poter poi rispondere a dovere sulle riviste producendo e promuovendo una propaganda che potesse richiamare tutti al dovere e all'ordine. La cosa curiosa, Paolo, è che in questo momento, gomito a gomito in questa redazione, ci sono personaggi che poi a neanche 10 anni di distanza saranno completamente divisi, chi nei ministeri del regime fascista e chi al confino. Qui c'è Gioacchino Volpe, c'è Ciarlantini, che era il capo ufficio stampa del Partito Nazionale Fascista, che lavorano gomito a gomito con Pietro Calamandrei, con Gaetano Salvemini, con Giuseppe Lombardo Radice, un famoso pedagogo dell'epoca, Pietro Jaillet e così via. È un momento in cui le cose sarebbero potute andare in modo diverso. Mussolini brucia tutto sui blocchi di partenza. Nel 18 già pubblica un saggio Trincerocrazia, il governo deve essere, e il paese deve essere dato in mano a chi si è sacrificato così in trincea, e nel 22 marcia su Roma con loro. E, alle un momento che ste dalle nascite, dalle così chiamate propagande, che a cambiare in maniere paradigmatiche le maniere di comunicare anche dalle, no, dalle nostre società, ma sa me che se din gli antefatti di che dopo diventerà le comunicazioni anche politiche, a nas proprio in quel momento, ma c'è dimensioni svevie, troppe robe venivi stampate, mi pare che sono avonde imponenti. Sì, sì, è uno sforzo industriale non da poco. Peraltro, un piccolo aneddoto, le macchine tipografiche erano tedesche, quindi ci sono anche Ah, questi ah. risvolti meno conosciuti. Ma un dato che abbiamo recuperato in queste ricerche che abbiamo svolto presso l'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito a Roma, dove abbiamo trovato proprio le direttive del Comando Supremo per la redazione di queste riviste e ovviamente anche i resoconti e i bilanci, in una di queste direttive abbiamo trovato questo dato di 60 milioni di stampati distribuiti dall'esercito italiano in un mese. Questo grande sforzo propagandistico, non dimentichiamo, si svolge nel brevissimo arco di tempo che va dal 1° febbraio del 18 al 4 novembre dello stesso anno, quando finisce la guerra. In quei 9 mesi, come dici tu, nascono le moderne politiche redazionali di pubblicazione delle riviste. Pensiamo anche semplicemente alla pagina del soldato in cui si cercava la partecipazione e il consenso diretto di partecipazione delle truppe, con le prime rubriche, con i primi concorsi a premi, con la prima raccolta di poesie, scritti, oppure la posta del lettore. È un modo, sai, la Grande Guerra è un momento in cui si muore in tanti, tutti senza nome, e vedere pubblicato il proprio nome perché si è risolto un rebus, ancora prima che una prova di identità, è proprio una prova di essere ancora vivi. Assim con Luca Giuliani, un dei curadors dalle mostre L'Offensiva di Carta, in che disa chi si are e si presente anche il Catale, che fa sì una piccola pausa musicale, dopo torniamo in diretta anche mo a commentare L'Offensiva di Carta, che ci sono i Algers, The Underside of Power, un gruppo, un lavoro particolare, i Algers, anche loro hanno fatto uno dei discs più bei dalla nade che si è appena si rade, a misclicing soul, punk, avant rock e elementi musicali particolari, in particolare
che stock calviarsi il disco le bellissime, si intitola Walk Like a Panther, chiamina come una pantere, hai un'immagine politica forte, anche perché le voci do Prade e che di un attivista proprio dei Black Panther, Fred Hampton, assassinato in tal 1969. Le produzioni di questi songs, una vorrebbe io si interescono a di Adrian Utley che il dei Portishead, il talk Walk Like a Panther, Algiers. Le voci di une pantere nere in che stock Walk Like a Panther dai Algiers, un disco che jazz, gospel, noise rock si inquintrano, un disco nevore bieldi che viene uscito al 2017. A tornare in diretta e per rivelare anche moda l'offensiva di carta, le mostre visitabili in Castiel fino al 7 di gennaio, con un dei curatori Luca Giuliani. Una scelta di queste mostre è anche che di metti ad una parte multimediale, una vore dinamiche di video delle mostre perché sono video, sai queste belle installazioni di The Mechanical Tales e dopo avessi domandata dai fumettisti contemporanei ben conosciuti anche una vore bravs, Joe Sacco, GP, Ugo Pratt, dopo che il Furlan, Daniele Fiore, Manuele che l'altri fradi, Manuele Fiore di Metti li Taulis Originals. Siamo mai che sta accostamento con i fumettisti d'autore, col fumetto d'autore dal DDV? Sì, beh, una grande attenzione, abbiamo posto una grande attenzione nel preparare la mostra anche al pubblico di oggi. Uno dei, a mio avviso, dei grossi problemi della Grande Guerra è che a distanza di 100 anni continua a essere raccontata in modo cristallizzato, sempre allo stesso modo, ed è un avvenimento che pur nella sua importanza ancora oggi diventa sempre più lontano, soprattutto se pensiamo ai ventenni di oggi. E allora, grazie anche al contributo dei Mechanical Tales e di Eleonora Sovrani, abbiamo approntato un apparato multimediale di grande effetto che so che è stato molto apprezzato, e abbiamo terminato il percorso espositivo anche con quegli autori che, al di là del centenario, avevano già
incontrato e lavorato sulla Grande Guerra per motivi personali, per memorie familiari o cos'altro. Hai nominato giustamente Gipi, Emanuele Fior, abbiamo anche dei rodovetri che sono appunto una sorta di lucidi su cui Ugo Pratt ha disegnato per una delle prime trasmissioni di animazione in Rai, Rai Gulp si chiamava, e soprattutto abbiamo in termini storici anche Jacques Tardy. Jacques Tardy è un famoso illustratore francese che sull'onda di quella che alla fine degli anni 60 inizio degli anni 70 è stata la Nouvelle Histoire, per cui la stessa Grande Guerra ha iniziato a essere vista in modo più popolare e meno eroico, e quindi anche l'emergere del concetto di disobbedienza e della carneficina che c'è stata. Jacques Tardy ha iniziato a raccontare la Grande Guerra proprio attraverso i fumetti, con grande documentazione, perché insomma si vede che ha guardato i film, che ha visto le foto, e sono fumetti molto crudi, molto realistici. Fra anche le mostre di Stade di Arte, vale a dire il Primo di Aprile e Cumò, che a Siare ai 7 di Genare, all'estate un anniversario che dai 100 anni dalle così chiamate disfatte di Chiaurete, di Caporetto. Un momento che fra l'altro all'estate anche forse, come diceva Luca, che ha fatto partire queste offensive dichiarate, queste propagande. Però è anche stato un momento dove che forse a 100 anni di distanza all'era forse il caso di fare una riflessione, che riflessione che è sempre mangiata, più che altri in Italia, fra In l'altro, o Italia. Crote, Succia l'estate, Chiaurete, queste mostre lo fa, che appunto un taglio redazionale di studi differente di che solite retoriche patriottarde che in a sud anche, che con le prime guerre mondiali. C'è riflessione, ti hai sentito di fa Luca, su, comunque sono state fatte le iniziative su Chiaurete, Viendenam. Ma sì, personalmente sono piuttosto sorpreso appunto da questo centenario di Caporetto. Quando abbiamo inaugurato la mostra il 31 marzo avevamo dell'apprensione perché partivamo per primi e sapevamo che ci sarebbe stato il centenario di Caporetto e ci siamo detti arriveremo per ultimi con tutto quello che verrà detto e rispolverato e utilizzato anche per le riflessioni per oggi. E invece poi alla fine a me pare, certo sicuramente sono stati fatti tanti lavori, tante pubblicazioni sicuramente importanti, però il dato che emerge dalla stampa nazionale e anche dalla radio, che in genere è la più attenta e che offre anche il livello culturale più alto, alla fine mi pare si sia concentrato tutto su un tema, quello delle responsabilità di Cadorna, su cui la storia ha già dato da 20 anni il suo giudizio semplice e netto, insomma, è evidente, è parte delle responsabilità insieme al governo, ai quadri dell'esercito e così via. Caporetto, la mostra invece mette in evidenza come ha reagito il paese a questa disfatta, cosa è successo dopo e come ci si è ripresi. Snenghi qualche mese fa ha detto meno male che c'è stata Caporetto, altrimenti la guerra sarebbe durata altri 5 anni, ad esempio. Al di là della provocazione del decano degli storici italiani, penso anche al tema degli sfollati, ad esempio, che tanto riguarda questo territorio qui. Insomma, gli sfollati era un tema, pensando anche all'oggi, che avrebbe promosso delle riflessioni importanti quando i friulani erano sfollati a loro volta. Sfollati significava non essere soltanto lontano da casa, senza una casa, significava anche essere dimenticati dal governo e dallo Stato, perché gli sfollati erano la prova evidente che c'erano dei territori invasi e soprattutto si incuteva paura alle popolazioni che li ospitavano, in particolare in centro Italia. Quindi una triplice condizione di disagio e di sofferenza. Questo secondo me poteva essere un tema nel centenario di Caporetto che andava oltre
la disfatta e che soprattutto avrebbe favorito delle riflessioni Eh anche sì, specialmente oggi in Friuli bisognerebbe in svelare Friuli. dall'oltre la disfatta perché dopo le disfatte di Caporette il Friuli è un paese devastato totalmente, un paese che è un deserto, dove che tutti i robi di mangiare sono stati razziati, dove che le int andava veramente come si dice fulani din sulle gratule, Sì, si eh mur di sì. fan, si schiampa via, si va di altri sbandis e si viene ostracizzati, gatribandis, sono fenomeni di intolleranza verso i furlans che avevano Certo, di altri sbandis, no? certo. Che bisognava studiare forse Sì, in eh Friuli, sì. il dopo Caporetto. Sempre pensando al Friuli, Paolo, c'è, dico questa cosa piccola, c'è una rivista che viene prodotta, un giornale proprio dallo Stato Maggiore dell'Esercito, si chiama Posta Aerea, veniva distribuita, lanciata dagli aeroplani sopra il Friuli ed era una sorta di bollettino di messaggi familiari. Siccome tra gli sfollati e chi era rimasto a casa c'era di mezzo il fronte sul Piave, era difficile aver notizie dei parenti e quindi si era istituita questa sorta di rivista per cui Tony diceva a Tony che era a Firenze, chiedeva informazioni alla moglie e ai figli che nel frattempo da Casarsa si erano spostati a Rivignano dallo zio. E era una rivista settimanale e ancora oggi molti ritrovano tracce della propria famiglia all'epoca e ritrovano i nomi. E ovviamente Luxardo, come al solito, ha una collezione molto vasta di questo giornale. Allora, il Siet le mostre a Siare, Luca, è stata una mostra che ha avuto decisamente un buon successo. Troppe intese è stata avvio in questo mese, considerando che il Salone del Parlamento in Castiel non è propriamente agibile, bisogna che passi e lassù. E lassù, Sì. esattamente. No, abbiamo superato i 14.500 visitatori che pone la mostra, insomma, a un livello regionale, seppur, come dire, nei limiti, insomma, dell'organizzazione e del resto. No, siamo molto contenti. Proprio ieri ho sfogliato il quaderno che abbiamo visto per i commenti dei visitatori e al di là dei complimenti lusinghieri, anche le provenienze, ho visto anche, certo, turisti che passano qua per Udine, molti dall'Austria, dalla Germania, ma ho visto anche americani, australiani. eh, Lo vedrò per bene quando chiude la mostra, definitivamente. Bene, e l'ultimo passo di Soressa è la presentazione dal Catalic, le mostre a Siare però arresta il Catalic che oltre ai materiali esponuti vanno aggiuntarsi anche dai scritti, dai contributi che avete domandato a dai importanze studiose. Sì, lasciamo, mi pare, una bella eredità perché comunque ci abbiamo messo un po' a farlo, ma insomma adesso esce. È un catalogo comunque di oltre 320 pagine, riportiamo tantissime illustrazioni, ma soprattutto l'abbiamo pensato come un'ulteriore occasione di riflessione. Siamo molto orgogliosi di avere l'introduzione di Mario Isnenghi, che si era occupato per primo, oltre 40 anni fa, di questo aspetto dei giornali di trincea con un saggio pubblicato da Inaudi nel 77. E poi abbiamo chiesto anche a personaggi intellettuali, esperti di oggi, una riflessione in particolare sui fumetti contemporanei, penso a Claudio Piersanti, penso a Goffredo Foffi, oltre che i saggi dei curatori e degli altri esperti che ci hanno aiutato a organizzare la mostra. Bene, l'appuntamento allora è per presentazione dal Catalic agli Wieners, ai 5 di Gennardi dei Civics Il Museus, museo, sì, per presentazione all'IS SIS di Sere, in Castello. in Castiel, ben. Mentre che per mostra anche qualche giornata fino al 7 di gennaio. Un grazie a Luca Giuliani, ho vinto fevelate dall'offensiva di carta. Grazie Mandi. Grazie, Mandi Paolo.
e si arringa questi spazi con un altri talk dalle musiche venute fuori da queste 2017 che si è appena serato. Queste sono i National, abbiamo fatto un giro attorno alle musiche americane, i National di Sleep Well Best, un disco cantautorale, diserei, ma con un cambiamento dalle musiche di questo gruppo, con più elettroniche e canzoni più elaborate, con un percorso di destrutturazione dalle canzoni e anche dai testi dove si fa soprattutto di problemi familiari, di famiglie in